Eccoci qua, cari telespettatori, altri due ospiti per altre interviste su argomenti estremamente importanti che ci riguardano veramente da vicino. Parliamo del mondo del lavoro, parliamo di situazione post finanziaria, legge di bilancio che dir si voglia. Lo facciamo con Samuel Scavazzin, segretario generale della CISL Padova Vigo. Ben ritornato qui con noi in studio, segretario. Buonasera. E buonasera anche ben arrivata Dario Verdicchio, segretario confederale della CGIL di Padova. Grazie. Buonasera, anche a lei. Buonasera, grazie a voi. Allora, cominciamo con l'uno con l'altro, un poco cambia. Sostanzialmente vogliamo cercare di far comprendere ai nostri telespettatori se secondo voi, e poi questa volta sembra che ci siano posizioni leggermente difformi, mi spiegherete se è così oppure se è un'interpretazione che si è data distorta, la legge di bilancio, la finanziaria, che aveva promesso comunque di lavorare sul cuneo fiscale, su certe agevolazioni, su delle posizioni anche retributive dei lavoratori, ha operato correttamente bene, così anche per i pensionati, oppure se ci sono cose che non vanno bene, che andrebbero riviste, e qual è la situazione attuale relativamente naturalmente al nostro territorio, perché a livello nazionale abbiamo tante realtà. Noi abbiamo parlato di questo anche con i rappresentanti delle associazioni di categoria datoriali, e hanno una visione diversa naturalmente a seconda che si tratti del nord-est anziché centro Italia o sud Italia. Cominciamo con Samuel Scavazzin da qui e dopo passiamo anche alla posizione, naturalmente, alla posizione del CGIL. Allora, diciamo che la particolarità, se vogliamo proprio dirla, di questa manovra è che purtroppo, ma legittimo, c'è stata una rottura comunque tra le parti sociali, tra i sindacati, CGIL, CISL e UIL. Ripeto, rottura non legittima, di più, perché ci sta, insomma, quindi è meramente una diversità di vedute e magari sì di merito e di metodo, ma ripeto, non è che poi da lì non ci muoviamo più, assolutamente. Noi come CISL non abbiamo proclamato lo sciopero per diversi motivi. Non voglio di certo tediare chi ci ascolta adesso. No, ma approfittiamone per spiegarlo, perché altrimenti le persone non riescono a certo, però ci sono magari certe questioni, ad esempio, che probabilmente la metodologia dello sciopero, che è il massimo cosa brutta che fa il sindacato, che possiamo fare, diciamo che in questo tempo magari se si doveva fare prima, non di certo a metà dicembre, quindi anche le tempistiche magari erano sbagliate. Poi su certi argomenti che, ripeto, questa manovra finanziaria, due cose: uno, il mondo non finisce con la manovra finanziaria o la legge di stabilità, anche perché poi c'è il fantomatico decreto mille proroghe che poi paradossalmente forse te la ricambia tutta di solito, e soprattutto, a differenza magari di governi che c'erano prima, con questo governo si è iniziato un dialogo molto importante. E non si è arrivata alle conclusioni, ripeto, con la finanziaria, però si sono già messi dei tasselli importanti. Per questo noi come CISL abbiamo trovato sbagliato la questione dello sciopero, perché ovviamente a noi ci interessa contrattare e concertare certe cose, non tutte sono state comunque trattate col governo attuale. Dico non tutte, ma ci sta una trattativa di solito, almeno a me hanno sempre insegnato che se la vince qualcuno è sempre una brutta trattativa. Quindi perché qual è il problema? Perché poi la parte avversa te la fa, non dico pagare, però può approfittarne nel futuro. Ci sono stati delle cose importanti, penso ad esempio è il primo governo dopo tanti e tanti anni in cui si sono cambiate anche le aliquote IRPEF. E quindi siamo già indietro con tanti anni di ritardo su questo cambiamento. Non è un cambiamento definitivo, è un primo passo. C'è anche proprio una piattaforma unitaria CGIL, CISL e UIL in cui l'abbiamo sottoscritta, che è quella la nostra finalità, però si inizia passo dopo passo per arrivare a un risultato importante. È stato fatto un fondo da 3 miliardi e 800 mila per il caro bollette, importante per diminuire i costi per le famiglie delle bollette. Non sufficienti assolutamente, ma erano partiti da 1 milione, quindi insomma è già qualcosa.
Quindi ci sono state delle cose, abbiamo raggiunto anche il tavolo delle pensioni per arrivare a tutta una concertazione, una contrattazione per modificare la legge Fornero. Per dire, quindi, che è ancora a venire comunque questa assolutamente, adesso si parla solo di Presidente della Repubblica, e quindi qua, ecco il vero problema che abbiamo noi in Italia, è che si ragiona probabilmente a scatole stagne. Quindi e non comunicanti, perché prima il problema finanziario è a prescindere, poi si parla del Presidente della Repubblica, l'unico cordone che c'è è il Covid. Però che quello ormai è quasi un bollettino di guerra che vediamo dappertutto, e quello è il problema. Invece noi dovremmo ragionare di più su sinergia e su un progetto che vada avanti per i prossimi 20-30 anni, per pensare ai giovani, per pensare a investimenti, per pensare alle transizioni, perché se no ci riempiamo sempre la bocca di qualcosa, la transizione green, tutto, bellissima, poi magari faccio io sindacalista apposta, dice ok, quanto ci costa? Caro bollette, luce, gas, tutto lì, ma è colpa della transizione, ne vale, non ne vale? Quindi per questo ben venga delle trasmissioni così, in cui si può discutere in maniera pacata e tutto, qua nessuno sta vendendo nulla. Per far capire alle persone se le cose sono... No, però effettivamente siamo molto più globalizzati di quello che noi pensiamo, perché anche qua la questione del gas, l'Ucraina, il Kazakistan, tutte queste cose che magari noi le vediamo lontane, ma in realtà cambia, dipende anche da queste cose, e è un limite che abbiamo noi magari come popolo italiano, anche una mancanza di idea di Europa, ad esempio, quindi non abbiamo l'idea di un'Europa sociale, l'abbiamo vista adesso col PNRR, però ci arriva solo per un problema di sfortune, per dire. Ma dopo entriamo nel PNRR, io analizzo un po' gli aspetti che ha toccato e vediamoli dal punto di vista della CGIL. Sono due cose in particolare, adesso do la parola. L'IRPEF, l'aliquota cambiata, su questo tanti ci speravano, insomma è una cosa che era molto importante. Il discorso poi del caro bollette, che poi però riguarderebbe anche alcune categorie produttive, non sono state inglobate, eccetera. A fronte della premessa e dell'introduzione del segretario, voi come vi ponete? Allora, aver indetto uno sciopero non significa aver abbandonato un tavolo di confronto, un confronto che era diventato ed è diventato serrato. E a questo punto noi abbiamo giudicato che fosse opportuno indire uno sciopero, perché per rivendicare delle ragioni che non ci vedevano del tutto convinti su quello che si andava a fare relativamente proprio alla riforma dell'IRPEF. Si è parlato di cuneo fiscale. Beh, di cuneo fiscale si parla da almeno 30 anni, perché la riduzione del cuneo fiscale doveva servire, a seguito della politica dei redditi, che il sindacato aveva accettato come sacrificio per poter portare il nostro Paese in Europa, doveva significare una restituzione, appunto, di questo sacrificio fatto nel contenimento dei salari ai lavoratori e ai pensionati. Ora ci aspettavamo questo ritorno se si doveva parlare di riduzione del cuneo fiscale. In realtà con la riforma dell'IRPEF, e quindi agendo esclusivamente nella riduzione e nella rimodulazione delle aliquote, questa restituzione non c'è, se non in piccolissima parte. Perché? Perché in gran parte aver agito nel ridurre le aliquote da 5 a 4 e averle abbassate ha prodotto significativi vantaggi in una categoria di persone che sono fuori dall'85% della platea rappresentata da lavoratori e pensionati, soprattutto perché non c'è solo l'IRPEF, ci sono anche le detrazioni e non si è toccata e l'insieme delle due cose produce un contenimento ancora più significativo di vantaggi fino a 30.000 euro annui. Significa praticamente che è il ceto medio a guadagnarci meno di tutti. Voi parlate di cifre lorde. Queste sono le cifre lorde, certo, queste sono le cifre lorde. Però quando parliamo appunto di un reddito annuo di 30.000 euro, non parliamo di un reddito che possa afferire
in larga misura al mondo del lavoro, ma a una parte significativa del mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro sta anche sotto i 30.000 euro. Bene, quelli sotto guadagnano sì qualche cosa, ma non quanto guadagnano i redditi superiori a 50.000 euro. E quelli in mezzo, cioè il cosiddetto ceto medio, è quello che guadagna meno di tutti, proprio per il combinato disposto della riduzione delle aliquote e le detrazioni di cui noi godiamo come lavoratori dipendenti oppure come detrazioni di carichi familiari, anche se questi sappiamo che non ci saranno più per l'introduzione dell'assegno unico familiare. Esatto. Voi senza dubbio avete fatto in trattativa, come diceva anche Scavazzin, che in trattativa si discute dare e avere. Nella trattativa ci sono momenti in cui occorre battere i pugni sul tavolo. Qua avete battuto Noi abbiamo voluto battere i pugni sul tavolo, poi, come dice Scavazzin giustamente, noi ci rifacciamo una posizione che è comune, che è data da una piattaforma che CGIL e CISL e UIL hanno condiviso e continuano a condividere. Sulla base di quella piattaforma ci sono oggi gli appuntamenti importanti dei tavoli aperti relativamente per esempio alla riforma della legge Fornero. Assolutamente, ma su questo aspetto qui per esempio dell'IRPEF, il fatto che voi non abbiate accolto, cioè non siete concordi in quello che è stato deciso, che poi insomma una legge di bilancio finanziaria, è vero, e mille proroghe per carità, però quando è stato fatto questo canovaccio lì purtroppo non è che si possa sperare in grandi modifiche. Che cosa vi è stato risposto dal governo? Che non ci sono soldi, che si verrà fatto? Che cosa è stato detto? Questo non si capisce. No, dal governo non c'è stato detto che non c'erano le risorse, perché le risorse ci sono, solo che sono distribuite in maniera diseguale. E quando è stato se il vantaggio economico è semplicemente quello dato da una percentuale, è chiaro che quella percentuale su un reddito più alto agisce in maniera più significativa che su un reddito più basso, ma in questo modo viene meno la progressività della tassazione, per cui chi più ha deve dare di più e chi ha meno deve ricevere di più. Certo. Su questo voi come vi siete posti? Cioè, l'avete riscontrato anche voi questa differenza? Allora, se questa domanda me la faceva a settembre, io avrei anche risposto addirittura che diciamo, questo ragionamento sulle aliquote non sarebbe mai entrato nella legge di stabilità in realtà, perché pensavamo che fosse un tavolo di per sé, quindi l'abbiamo presa comunque in maniera positiva, propositiva. Piuttosto che non succedesse niente. Sì, ma nel senso, non è che, per dire, ecco, la nostra posizione non è che dire che bello, a posto, fatta la riforma fiscale, assolutamente no. Noi abbiamo visto, dopo anni di immobilismo, di non cambiamento, c'è stato questo piccolo smottamento che qualcosa di positivo produce. E quindi per noi è il primo passo per un ragionamento molto più serio, ma anche in maniera anche propositiva, anche in maniera, non voglio dire antagonista, ma in una maniera sicuramente dura per incalzare il governo. Quindi sia ben chiaro, noi non è, e nel senso dire la riforma fiscale c'è stata a posto così, assolutamente no, ci sono stati dei cambiamenti sulle aliquote che a noi nell'immediato ci va anche bene. Perché, ripeto, è un piccolo passo, un piccolo cambiamento, ma c'è tutta una questione infinita nella piattaforma da ragionare, soprattutto anche appunto sulle fiscalità, sulle detrazioni, sui redditi a nulla tenenti, sull'evasione fiscale, per dire, quindi noi abbiamo una piattaforma unitaria in cui veramente c'è scritto di tutto e di più, e quindi anche per dire tutta la questione dell'evasione fiscale, se si riuscisse a recuperare, non dico tutto perché veramente sarebbe anche un miracolo di più, ma recuperare già gran parte di quella, caspita, allora lì sì che fai anche altri ragionamenti su entrate, sulla come riutilizzare le risorse
per o abbassare la fiscalità piuttosto che ragionare sulle pensioni, piuttosto che ragionare sulle politiche energetiche, per dire effettivamente ci sono tante cose, ripeto, quindi noi non è una questione, abbiamo visto finalmente c'è stato un passo, un qualcosa. Piuttosto che niente qualcosa si è mosso. Sì, certo, ma in vista di andare a contrattare ulteriormente di più, figuriamoci. Secondo voi ci saranno possibilità di contrattare effettivamente, quindi di arrivare a ottenere qualcosa di più? Cioè cosa devono aspettarsi i lavoratori? Si dice che i fatti sono ostinati, giusto? Bene, se questi sono i fatti, quelli che ho provato ad illustrare, cioè possiamo anche dirle alcune cifre, cioè se il vantaggio per un lavoratore che guadagna 17.000 euro, il vantaggio annuo è 292 euro, il vantaggio per chi invece ne guadagna 40.000 sono 945 euro l'anno. Ora, siccome questi sono fatti, e i fatti sono ostinati, quando poi si tratta di andare a pagare le bollette, per andare all'altro argomento, è evidente che una distribuzione della ricchezza fatta in questo modo urta con la necessità evidentemente di andare a risolvere un problema di diseguaglianza nel nostro Paese che con la precarietà delle condizioni del lavoro fa la coppia, diciamo così, di problemi importanti che abbiamo di fronte e che necessita affrontare, insomma. Assolutamente. Torniamo sul discorso bollette, segretario. Abbiamo la pubblicità, pochi secondi, interrompiamo, poi torniamo insieme tra poco.